Ci troviamo nel Vesova Battaglia, è un paese che conta circa 7.000 abitanti per una superficie di circa 35 km². Direi un paese che come cornice paesaggistica unico della zona, perché è tra il Montello e il Piave. Con i fondi PIAR, che era relativamente alla misura 3/13, abbiamo realizzato un punto di accoglienza turistica, un ufficio turistico che ha sostanzialmente lo scopo di accogliere le persone in funzione delle commemorazioni della Grande Guerra del Centenario. Abbiamo realizzato, come potete vedere dalle immagini, 2 postazioni multimediali per gli operatori, una postazione multimediale per gli utenti e una sala audio-video che è collocata al secondo piano di questa villa stile Liberty, Villa Eros appunto. Abbiamo beneficiato di un contributo pari a 85.000 euro che è servito non solo all'allestimento dell'ufficio turistico come potete vedere, ma anche a una sistemazione esterna e a un ingresso indipendente di questo padiglione a sud di Villa Eros. Qui siamo a Nervesa della Battaglia, più precisamente in località Sovilla, comunque ai piedi del Montello, della parte est del Montello. Questa è la sede della società agricola Giusti dal Colle. È un ex borgo rurale, datato molto probabilmente fine 800, primi 900, e la società lo ha acquistato all'inizio del 2013, era abbandonato, è stato fatto un intervento di recupero che ha mantenuto le caratteristiche chiaramente del borgo rurale. Il contributo che abbiamo avuto dal PIAR è di 50.000 euro ed è stato mirato per il recupero soprattutto delle parti esterne. Siamo nel versante nord del Montello, precisamente sulla presa 7 via Gorini. Qui in tenuta Maria Vittoria, che è un'altra importante tenuta dell'azienda vitivinicola Giusti dal Colle. E qui, durante i lavori di bonifica, di preparazione del terreno per poi procedere all'impianto del vigneto, è stata scoperta una cavità che molto probabilmente è la postazione di una mitragliatrice. Stiamo parlando sempre della prima guerra, della Grande Guerra. A tal proposito, allora, la misura 3/23 e con l'azione 3 dava una disponibilità di fondo per la riqualificazione dei siti del paesaggio agricolo e anche diciamo storico. Ci hanno dato 50.000 euro a fondo perduto che hanno contribuito quasi al 50% della ricostruzione del sito. Come vedete dalle immagini l'abbiamo reso visitabile, perché questa è la nostra intenzione, portare i turisti qua nel ricordo sempre della Grande Guerra. In un tempo di vacche magre per i bilanci comunali come questo, l'alleanza del PIAR è stata fondamentale perché ci ha consentito di mettere in sicurezza un ponte storico, di recuperare all'utilizzo Villa Biagi per le esigenze didattiche del Museo Civico e infine di mettere in sicurezza Villa Pisani per quanto riguarda la manutenzione straordinaria del tetto, e quindi direi che questo partenariato del PIAR si è rivelato particolarmente utile e adesso vedremo anche i risultati. Siamo in località Guarda, a Montebelluna, lungo la strada provinciale 100. Questo ponte che ho alle spalle è un manufatto che è stato realizzato in mattoni fra il 1914 e il 16 e passa sopra la fonda, una opera di grande importanza militare che è servita durante il primo conflitto mondiale. Nello specifico si è provveduto a mettere in sicurezza il ponte attraverso una realizzazione autorizzata dalla soprintendenza di un guardrail in acciaio corten e legno, esteticamente gradevole e quindi rispettoso dell'opera. Ci troviamo nel contesto del Museo Civico di Montebelluna, dedicato all'archeologia e alle scienze naturali. Grazie alla professionalità della nostra direttrice e dei suoi collaboratori, il Museo di Montebelluna è una delle realtà più vivaci del Veneto. Sul quotidiano nazionale La Repubblica è stato associato al Muse, anche se ci separa un abisso in termini di risorse finanziarie. È un museo che si sta orientando ad offrire e a coprire tutti i bisogni di tipo culturale, educativo, ma anche in parte sociale di queste comunità. Grazie al PIAR abbiamo potuto intervenire su questa palazzina, la palazzina Biagi,
che è dedicata alle attività didattiche, un intervento che è sull'ordine di 185.000 euro. Ci troviamo in località Biadene, questa è la villa Correr Pisani, le cui origini risalgono al XVII secolo. Oggi è sede di associazioni culturali e di cooperative sociali. Grazie al contributo di 100.000 euro del PIER, a cui il Comune ha aggiunto una cifra sui 55.000 euro, è stato possibile sistemare il tetto, eliminare le infiltrazioni d'acqua che avevano reso non agibile un'ala, provvedere alla sostituzione delle grondaie ammalorate, e questo ha consentito perlomeno di mettere in sicurezza l'immobile in attesa di poter intervenire in maniera più importante con un intervento straordinario di restauro e manutenzione.